arrivas. Buongiorno Italia, allora come ben sai stiamo andando con Marco e Fabio alla fiera del camper di Padova e anche Marco ora conosce l'affidabilità di Singano e Fabio. Praticamente è venuto all'ora che avevamo patuito e Singano era che ronfava di brutto perché la sveglia non ha suonato, ce l'avevo impostata il lunedì e il venerdì e sto qua ieri in sbrindo per il paese. Troia che racing Marco, porca miseria. Ah, allora la macchina di Marco qua è solo a metano, ha detto che ha tipo 5-10 litri di benzina solo per sicurezza, ma va solo a ma si accende anche a metano? A temperature molto elevate sì. Raramente si parte a benzina, siamo in inverno quando è freddo. Ah ok, ma decide lei comunque. E c'è un sensore. Un bello sprint cioè tira. Adesso sta andando piano, mentre prima che faceva il racing, cazzo si tirava. Ecco, siccome abbiamo parcheggiato nel parcheggio VIP privato di Marco, allora mi sento VIP. Era meglio se mi sedevo dietro, era più VIP, però va ben così. Basta io c'hai da soli. Aspetta, perché loro parlano di vasi di continuo, noi ci guardiamo, guarda che burales. Beh, bravi però, porco cane. Angolo culturale, questo è il Piovolo a Padova. E qua ci puoi vedere nel centro di Padova, nel quasi centro. Fabio, confermiamo che gli 800 metri da Marco è tipo i 5 minuti di Alessia? C'è stato un incidente nel percorso. Siamo arrivati in Italia. Che bello, non c'è nessuno. Dove vuoi che ti portiamo? Cosa andiamo a vedere per primo? Io tutti i camper da Sky, beh, questo mi piace una fracca, sto motorhome qua. Andiamo a vedere questo? Andiamo a curiosare dentro. Perché non so se si può entrare, quindi lo guardiamo da qua dai gradini. Disposizione sempre quella, insomma. Sì, quei letti per la gente che litiga, quei letti, quei separai. Il garage bassetto, no, non ci sta la bici. Sì, allora intanto Marco è scappato e non ritorna più, è andato a cattare Andrea, no? E noi ci guardiamo sto furgonato, cos'è? Advance, c'è scritto e basta. Marca i 3 strisci qua. Roller Team Livingstone Duo Advance, solo 54.000 euro, buono cazzo. Solo 54.000 euro. Beh, qua posso montare. Quei lettini, perché d'altronde vedi è un po' la società che ci ha spinto a tutti questi divorzi facili, a questi litigi, a queste separazioni di coppie, e allora i produttori di camper si adattano anche nei furgonati a fare i letti separati per la coppia che litiga. Tacchigna. Beh sì, simpatico questo però. Cioè, a parte quando litighi con la moglie o l'amorosa, ma comunque in mezzo, per quanto possa essere esteticamente non il massimo, ma a parte il cane, pareto, ma la bicicletta, aspetta che mi impegno a parlare in italiano perché sennò ragazzi sai quanti sottotitoli. Si spostano e diventano un letto matrimoniale. Ok, quindi si prolunga e diventa anche il letto matrimoniale. Tu ci aggiungi probabilmente quei cuscinetti 1 e 2 nel mezzo e diventa matrimoniale. Io invece preferisco più. È simpatica questa idea, può farti anche da divanetto quando stai seduto. Sì. Le puntine del mondo, recensioni dei camper con la febbre. No, recensioni. Sì, c'è anche Riccardo in giro, quello del deltaplano, ti ricordi? Dove? Però no, io avevo voglia di guardare i camperini, vabbè adesso aspettiamo che arrivano gli altri e entriamo dentro. No, si dicevano che Marco passerebbe volentieri a un furgonato. Però ragazzi, abituato a un camper, la comodità è sempre relativa, nulla a togliere che dopo i possessori furgonati si incassa. Ma guarda che tawin, cioè, ho capito che dopo lo pieghi, si gira, ma guarda, cioè, gli spazi sono completamente diversi proprio perché è stretto, perché ci sono furgonati veramente molto lunghi, anche più lunghi del Pullman del Singano. Però ragazzo, poi la vivibilità interna, cioè guarda la cucina, il piano cucina, è tutto mignon. Quindi io dicevo ai ragazzi prima, piuttosto per me almeno, ovviamente sto parlando per me dei miei gusti, un T4 accidenti, cioè con quello almeno sei sacrificato, ma c'è il motivo. Sì, 4x4. Però vedi, a me tutte queste robe così moderne, squadrate così non piacciono. Questo qua è un blocco unico, posa sul piedale. Sai la febbre che mi rende così criticone oggi? Porca miseria. Cioè, che cucina. Molto frufru. Fa vedere. Chissà se si può entrare. Guarda che roba, i fornelli come sono. Guarda. Che forte. Ma là perché manca le manopoline. Difatti dicevo, cos'erano quei 2 pizzi dorati? È perché manca le manopoline. Sì, io per viverci non mi vedrai dove cacchio metto tutta la roba che ho io. Ma un CP, hai visto? È un CP. Che roba? Quello è un American Staffordshire Terrier. Questo era un Font Vendôme. Cioè, è rapido qua, è stilosissimo da fuori, guarda, con l'oblò panoramico lì, che quindi è la continuazione
del vetro, del parabrezza, e stupendi gli interni. Beh, a parte le cromature, ok, vabbè, sai che io devo sempre criticare tutto. Si può entrare? Permesso. Ah, come fosse casa mia. Ah, che bello, il letto alla francese così, bello questo. Questo è carino, questo l'hanno fatto bene. Sì, dov'è la doccia? Ah, tutto in uno, va bene, dai. Cos'è sta roba? Ah sì, un bel... Queste scarpe devono... Sì, con un po' di fantasia, un po' di spinta, insomma, dai, sì, esatto, ci sta la roba. E questa cos'è? Il frigo, sta robetta qua? In che cos'è largo? 2 spanne, 1 spanna e mezzo? Non è neanche male. Non è neanche male. Come si va? Aspetta che non lo spacchiamo. Ah, che strano. Stranissimo. Dito Marco, Aspetta che ho Fabio che adesso ne fa da concessionario. No, il discorso del living, signor Fabio, scusi, non lo capivo. È più grande secondo me degli altri. È una tegata a vendermi, quindi... Mi spiace bene. 1, 2 e 3 spannette giuste di Singano, massimo 3,5. Come fai a mangiare in 2? Guarda che sta il mio braccio, guarda. Il basso si vede. Non lo so. Sì. Tu puoi anche per terra, qui. Ah, Hai 2 leve, dovresti avere 2 leve da una parte o dall'altra. bisogna insegnate tutto a Fabio ogni volta. Guarda, fanno un cazzo. Stavo davanti un brio. Eccolo qua, ne uno forse questo. Ecco Fabio che ci insegna, no? Dove sei il nostro? Aspetta, balla qua. Mi resta in mano anche a me il tavolino. Bisogna stare molto attenti a queste robe. Abbiamo trovato anche l'Andrea. Come che si chiama? Aria, la filmi Aria. Chi sei? Scusami. Oh, si arriva, è un altro Andrea, doppio Andrea. Oggi è una giornata andreale. Come si chiama le puntine del mondo? puntine del mondo, cavoli. Ah, buongiorno! Siete tutti vicentini con cu, eh? Sì, che abbiamo portato i gatti in tezza. Bene, sono a posto, ottimo. sì. Padova, quindi. Ah, boh, va bene. Per il discorso schiena, no? Tipo io nella mia dinette di Pullman ho la seduta lunghissima e quindi non arrivo a appoggiare la schiena, no? E quindi sono sempre in silencio, dopo lo sento sulle cervicali sta roba. Qua non avendo spazio sono costretto a appoggiarti, quindi lavorare al computer qua secondo me è molto più... Questo non capisco. parte più comodo, più salutare. Parere di Andrea. Fabio ha detto che dopo lo compra. Va bene, Sì. Troppo grande, troppo lungo per i miei gusti. Troppo grosso per Andiamo al bar? Cosa poi bottiglie? Ti vediamo in sueta qua. Pa piegare le bottiglie. Tre bicchieri. Ah, i bicchieri. No, il frigo è stranissimo. E dice che se vai a fare camminita lì. Dici che se porta Sì, porta bicchieri, sì. Poi ci sono le bombole. Sì, è una bella cosa questa. Quale bombole? Sì. Potevano mettergliene anche un terzo sopra, però vabbè, bello. Le bombole qua. Qua ci sono le bombole. Un posto per sedere. Va bene, dai. No, carino è carino. Diciamo che come furgonato è fin adesso il 3 che avevo visto. È per quello che ho visto, lei il primo che No, ma che dovresti accappare. Ah, se appena entrai. Ok che hai già deciso, ma andiamo a vedere anche quello che è strano, ha detto strano. Cosa? Se tu rotone, senti. Cioè, Guarda che carta qua. non che andiamo a scuriosare, fioi. Questo è strano, c'ha il tetto strano, non lo so, secondo me. Vediamo. Aspetta che c'è gente, aspettiamo un po', dopo entriamo. Io non capisco il perché. Ah no, ha solo delle finestre in più nel tetto. Cortissimo questo, figo. Difatti ho detto questo mi ispirava. No, non c'è scritto, 56.000 pippi. Font Vendo H100, non è quello che piaceva. No, quello con l'armadio dentro la doccia. Guarda questo Andrea, guarda. Guarda che piccolo. No, con la cucina in coda. Simpaticissimo. Ah, letto basculante, hai capito ragazzo? Hai capito il perché di quei finestrini lì? E guardati la cucina, che forte, con un bel piano d'appoggio. Qua vabbè, apri la portiera, non hai praticamente niente, forse dal bagno, cioè puoi uscire dal bagno. Ah sì, guarda, puoi fare la cacca guardando fuori. Ehi, ma guarda che simpatico questo, è simpaticissimo, sì, perché è lungo tipo 5 metri, è un'auto, però è fatto in un modo. Qua secondo me ci viene fuori anche tipo un altro letto, perché vedo quelle robe strane. Più di 5 metri? 5,20. 5,20? No, quando fanno il mio dentro, sto guardando il mio. Io sto pensando a Scarosso, no, era un po' più lungo Scarosso. Boh. Anche a me piace questo, a me piace il compatto, piccolini e non li posso vedere grandi. Sì, questo è simpaticissimo, troppo moderno, vedi, queste robe qua, evitiamole. Però molto
studiato veramente bene, fighissimo. Aspetta, tu mi chiederai che modello è? Andiamo a vedere. Ah sì, l'abbiamo detto prima, Font Vendom H100. Solo Fabio? Hai 56.000 da prestarmi? Di moneta io. Quando è in giro, il pulmino tanto come casa, sto qua. Comodo? Guarda che non si è piene e nere, che ti tiri fuori così. La doccia è tanto... Cosa? Eh beh sì, ovvio, vabbè, ma Le piccolette. parlavamo del T4, che io prenderei un T4 e sto qua è una bella soluzione. Porti via l'amico qua Cioè, è altino per carità, quindi hai altezza camper, qua saremmo 2,70 secondo me. Qua siamo a quanto Marco? Per me 2,70, Sì, però col piccio là forse 2, sì. No, sui 2,70. Però vedi, con un po' di più, tipo, guarda che muso, mi piace da morire sti motoron con sto muso. Sì, no, mi piace da matti. Guarda. Vabbè, ma se abbiamo stesso. Andiamo a curiosare, cos'è questo? Elnag Magnum 529, 71.000 pippi. Gradino integrato, ok. Dinette, vabbè, orribile il tavolo. Però come disposizione della dinette secondo me è fantastica. No, non mi piace mica, sai. A parte i colori, ma anche la disposizione. No, non mi piace. No, però da fuori era figo. Sì, infatti potevano mettergli una guarnizione, qualcosa. Cosa? Sì, è bella grandina la cucina. Da cambiare, c'è tipo sta roba. Sì, vabbè, ma... No, eccezionale secondo me questo qua per andare in giro, veramente, il numero uno. Ovviamente doccia tutto. Adesso chiamo qualcuno che viene con te a fare la prova doccia. No, prova Waterbet che sta? Sì, te che sta. Fa vedere la doccia. La doccia sta lavata. Una volta però sì che sta. Sì, beh, chiaro. E anche a massa che sta uno. Però no ragazzo, a me piace sta roba. Piace tanto. Sì. Bello. Dai. Guarda, io credo che pur non avendo visto ancora tutti i camper, questo sia l'unico interessante della fiera, della serie che almeno ha un qualcosa di diverso. Che a finire a spaccarlo, cioè se vado a comprarlo mi trovo già a spaccare, guardate me casa storto a guarnizione. Se no, Porca miseria. buca qua, guarda ragazzi. Sì, beh, ma sì, d'altronde si sa che la... dà sempre quel senso di usa e getta. Qua arriva il letto. Sì. Sì, mi è piaciuto. Vabbè, molto... Effetto grota? Ah, è vero, hai un po' l'effetto scarosso, nel senso che sei, no, sei un loculo praticamente, perché è vero, il letto si appoggia qua, tieni conto che col materasso sei qua, c'hai uno spazio vivibile che è praticamente nullo, sei schiacciato, cioè ti alzi e sbatti la testa a 1000. No, non credo che si alzi il tetto, no. No, è tutto... è chiuso, è curvato, è chiuso. Quindi il letto via filo qua praticamente? Sì. Oh, non c'è tanto basso. Sì, è bassissimo. Ciò non toglie che per me è una soluzione fantastica questo. Adesso mi porta io, Sì. Eccolo! Oh, baby,